governo, da quello comunale a quello provinciale, quello regionale, fino ad arrivare allo Stato, è l'attuazione e il rispetto del principio di leale collaborazione sempre contenuto nella nostra Costituzione. Fosse mancata questa collaborazione nel 76 e negli anni della ricostruzione, il lavoro sarebbe stato non difficile ma semplicemente impossibile. Ebbene, anche in tempi recenti noi abbiamo voluto rafforzare la collaborazione con le altre componenti dello Stato. Ricordo che in questi 3 anni abbiamo firmato un accordo con le prefetture che riguarda proprio la protezione civile per meglio identificare alcuni momenti di responsabilità nel caso dovessimo in futuro affrontare altri eventi calamitosi, così come abbiamo firmato un accordo con la Guardia Costiera e infine con i 2 paesi confinanti, quindi con la Carinzia in Austria da un lato e con la Slovenia dall'altro, perché gli eventi calamitosi, ahimè, non conoscono confine e ce lo ricorda anche il recente terremoto che ha colpito la città di Caporetto in Slovenia. L'altro grande insegnamento, e ne ha parlato in maniera estesa anche il dottor Bertolaso, è quello della prevenzione e della previsione. Da questo punto di vista vorrei sottolineare alcuni aspetti. Il primo è quello dell'approccio scientifico. Ebbene, proprio il terremoto del 76 che colpì il Friuli fu il primo che venne scientificamente monitorato e osservato evidentemente con l'approccio scientifico dal OGS, che è un'istituzione scientifica insediata a Trieste ma che ha i laboratori a Udine e che in questi 30 anni si è fortemente sviluppato proprio per seguire gli eventi sismici. E pensate, già dal 72 esisteva una stazione di rilevamento degli eventi sismici a Trieste, già allora organizzato proprio dall'OGS, che faceva parte di una rete addirittura mondiale, che aveva la finalità di osservare quegli eventi. Ancora oggi c'è la speranza di riuscire in qualche modo a prevenirli. Devo dire, qualche anno fa avevo letto di alcuni risultati scientifici ottenuti che sembravano lasciare qualche speranza proprio nel campo della prevenzione degli eventi sismici, ma sono convinto che con le capacità che abbiamo messo in campo riusciremo un giorno anche a realizzare questa vera e propria prevenzione. Nel 77 l'OGS, quindi un anno dopo il terremoto, aveva già organizzato una rete di 5 stazioni sismometriche, che nell'88 è stata allargata ulteriormente e completata con 15 stazioni. È stato poi realizzato nel 2004 una nuova rete geodetica che conta di 8 stazioni GPS che servono a monitorare i lenti, parliamo di millimetri all'anno, movimenti del territorio, che anch'essi servono in qualche modo a prevedere gli eventi sismici. E nel 2007 contiamo di completare il collegamento della nostra rete sismometrica con quella austriaca e quella slovena, proprio per realizzare un monitoraggio di tipo internazionale. C'è poi la zonazione sismica, dove mi ha colpito leggere che solo 22 comuni su 219 comuni del Friuli Venezia Giulia rientrano nella catalogazione numero 4 e quindi sono esentati dalla progettazione degli immobili secondo appunto i modelli antisismici. Solo 22 comuni. Abbiamo realizzato e dovremo realizzare ancora in futuro molte opere di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda i problemi di dissesto idrogeologico, e questo è evidentemente un impegno finanziario importantissimo, che però, se andiamo a osservare gli importi che devono essere allocati per prevenire gli eventi calamitosi, sono in genere sempre di gran lunga inferiori a quelli necessari per intervenire a valle
sia in termini di soccorso che di ricostruzione. Anche l'organizzazione, la formazione, l'equipaggiamento di una struttura di protezione civile rientra sicuramente nelle misure di prevenzione. Talvolta l'amministrazione regionale è stata criticata, io credo veramente ingiustamente, per aver investito risorse anche importanti nelle strutture sia di addetti alla protezione civile professionisti che per equipaggiare le migliaia di volontari che sono impegnati nelle associazioni di protezione civile volontaria nella nostra regione. Io credo che questi siano invece investimenti che fanno parte di quell'attività di prevenzione che ci mettono in grado, in caso di eventi calamitosi, di intervenire immediatamente e in maniera professionale anche quando si tratta di volontari. È stata prevista poi una serie di norme e una serie di interventi e di veri e propri investimenti per realizzare edifici antisismici, ovviamente per primi quelli pubblici, penso a tutti gli uffici regionali dei comuni, delle province, delle aziende sanitarie, e qui tra l'altro abbiamo proprio recentemente acquisito nuovi investimenti che riguardano le strutture ospedaliere del Pordenonese, ma anche per quello che riguarda l'edilizia privata, e credo che il lavoro svolto in questi anni sia fondamentale proprio per prevenire disastri come quelli che abbiamo visto documentati nelle immagini pochi minuti fa. Sono quindi necessari da un lato misure generali che riguardano quindi tutti i cittadini, la pubblica amministrazione e la comunità nel suo complesso, ma anche misure individuali che riguardano i singoli soggetti, le loro abitazioni. Così come da un punto di vista della prevenzione io ritengo sarebbe indispensabile realizzare un sistema di copertura assicurativa. Abbiamo già avanzato questa proposta che da soli non saremo in grado di affrontare perché i costi sarebbero inaccessibili alle altre regioni italiane, e credo che dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito l'isola di Ischia troveremo terreno più fertile per convincere gli altri presidenti delle regioni a approfondire il tema e possibilmente a sottoscrivere una polizza collettiva, ovviamente d'intesa in collaborazione con la Protezione Civile Nazionale, che ci consenta di non dover chiedere risorse allo Stato o non dover reperire risorse dai nostri bilanci regionali ogni qualvolta, e purtroppo in un paese fragile da un punto di vista sia sismico che idrogeologico, siamo certi che questi fatti si ripeteranno anche in futuro. Ma infine credo sia fondamentale la responsabilità, e la responsabilità deve essere pubblica ma anche individuale e quindi privata. Occorre la responsabilità delle istituzioni nel rispettare e nel far rispettare le leggi. Il caso dell'abusivismo edilizio, che per fortuna non colpisce la nostra regione, è emblematico, è proprio un caso di mancanza di responsabilità della pubblica amministrazione nel far rispettare le leggi, i piani regolatori, che molto spesso non prevedono la possibilità di edificare proprio in quelle zone che sono a rischio. Ma occorre anche una responsabilità dei singoli cittadini, e quindi qui in primis proprio nel affrontare i temi dell'abusivismo edilizio, perché la prima irresponsabilità che si rileva in questo caso è proprio quella del singolo soggetto che, non rispettoso di programmi, piani, norme, decide comunque di costruire un'abitazione, spesso mettendo a rischio la vita sua e quella dei suoi familiari, come è accaduto proprio recentemente a Ischia. Ebbene, io credo che questi momenti di ricordo, di celebrazione, ma anche di lavoro, di analisi dell'attività svolta nel 76, negli anni seguenti, ma come avete sentito anche in tempi più recenti, siano stati di grande utilità per consentire in futuro evidentemente di limitare al minimo
i danni causati da eventi calamitosi e per favorire un intervento in termini di soccorso e di ricostruzione che consenta di limitare i danni degli eventi che non siamo in grado di prevenire nel tempo, con interventi di soccorso e di ricostruzione che siano più rapidi possibile. Il tutto evidentemente facendo riferimento alla nostra Costituzione e contando, come avvenne nel 1976, sulla collaborazione delle altre componenti dello Stato e su una collaborazione spassionata del volontario che è intervenuto in quell'occasione